Buonasera a tutti. Io rubo solo un secondo per il doveroso saluto da parte dell'azienda Antichi Poderi di Erzu, che rappresenta, che ho l'onore di rappresentare in questo posto, insomma, importante per noi, che è la sala dove facciamo le riunioni con i soci. Vi ringrazio tanto per l'attenzione che avete dato all'azienda per venire a presentare questo progetto importante, che sicuramente sposa anche quello che sono diciamo gli ideali dell'agricoltore, del mondo agricolo, che è improntato sulla sostenibilità. Trovo questo progetto molto interessante, quindi sarò molto curioso di assistere con molta attenzione alla vostra descrizione. L'auspicio è che questo progetto possa andare avanti, questa idea possa andare avanti per poter dare lo sviluppo che da tanti anni, da tanti lustri, da tanti decenni il territorio, il popolo sardo si aspetta, dopo i disastri che abbiamo avuto modo di assistere negli anni con i vari insediamenti industriali che a nulla ha portato se non a illusioni. Da questo punto di vista credo che possa nascere una grande opportunità, e quindi l'auspicio è che ci possiamo ritrovare qui tra un po' di tempo per festeggiare il successo, per poter vedere realizzato questo progetto qua a Luna, nel sito di Luna. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e davvero grazie per la numerosa partecipazione, che davvero non credevo di questa portata. Io stesso sono appena arrivato e pensavo di essere un ospite, poi come si sa in grammatica italiana il termine ospite è un enantiossimia, si può essere ospiti, cioè colui che viene ospitato, ma anche colui che ospita. Ecco, in questo caso quindi mi è stato chiesto in rappresentanza della comunità che ho l'onore di guidare, Erzu, di dare il benvenuto ai tanti volti non ierzesi che vedo qui in sala, e ai tanti ierzesi, volti amici che vedo qui tra di noi. Che dire, dicevo, il colpo d'occhio, la partecipazione così imponente mi ha stupito, tanto più in una giornata, come dire, autunnale, uggiosa, non certo primaverile. Ricordo quando Mauro Mou, l'uomo fondamentale di Cadadia, che da 20 anni, ormai oltre 20 anni, siamo alla 24esima edizione, porta qui a Erzu il Festival dei Tacchi, di cui avrete tutti quanti sentito parlare. Ci ha proposto al padrone di casa, presidente di Antichi Poderi, Marcello Zara, questa iniziativa per questa giornata, da cogliere ovviamente a braccia aperte. Mi viene da pensare che i tanti sforzi che anche il comune di Erzu fa per portare avanti ogni estate una rassegna meritoria come quella teatrale, poi vedremo il nesso, perché voi direte perché ci parla della rassegna teatrale estiva. Dico che i tanti sforzi fatti poi ci premiano anche in giornate come queste, e per questo ringrazio Mauro e ringrazio Cadadia. Lo dico perché uno dei protagonisti della giornata di oggi, Riccardo, giustamente, conosce questi luoghi perché li ha frequentati proprio durante i festival teatrali e quindi immagino io abbia pensato a Erzu per un'iniziativa del genere. Un'iniziativa, quella di Einstein Telescope, che lo sapete tutti è una straordinaria opportunità di innovazione e di scienza fatta dove? In Sardegna, ma nel cuore della provincia di Nuoro, nello specifico a Lula. Sono felice che Erzu, una serata come questa, abbia l'opportunità di far conoscere, e ringrazio di questo anche la presenza della stampa, di far conoscere insomma le straordinarie opportunità che potranno derivarne, con le straordinarie cadute economiche anche per tutto il territorio, assolutamente per tutto il territorio, per la regione Sardegna, per la provincia di Nuoro nella fattispecie. Grazie davvero, e mi auguro che sia per voi una grande serata, così come da auspici. Grazie a tutti, io sono Mauro Mou, non sono il direttore artistico del festival, è Giancarlo che è lì. Sei una colonna portante. Sono una colonna portante. Niente, sono molto felice che ci sia stata questa occasione, che sia qua Riccardo, perché io spero che anche voi stasera siate travolti
dall'entusiasmo di Riccardo rispetto agli studi che fa, alla scienza, al valore che lui dà a associare anche a questo progetto. Non ho fatto nessuno sforzo, lascio subito la parola a lui, soltanto per dirvi che è qui perché io sono qua perché lui era uno dei miei attori più bravi e oggi, pur essendo un astrofisico, farà anche un pezzo teatrale in sardo, perché è molto importante per noi che questo progetto non sia calato dall'alto ma viva insieme al territorio, sia capito dal territorio e soprattutto ci auguriamo che sia anche sostenuto dal territorio. Passo la parola a Riccardo. Grazie a tutti e niente, mi sa che non c'è altro da aggiungere se non dare la parola ad Andrea Pontu, che è un ricercatore dell'INFN di Cagliari, uno dei responsabili dell'esperimento Einstein Telescope in Sardegna, è anche uno degli organizzatori di quello che è stato il simposio di Einstein Telescope, che sia il convegno internazionale che si è appena concluso, si è concluso ieri a Cagliari, dove si è parlato appunto dell'impatto scientifico, dell'impatto sociale, dell'impatto economico che questo esperimento può avere in Sardegna. Grazie ad Andrea e a Mariano che appunto hanno organizzato insieme ad a tanti altri questo simposio e che hanno poi avuto voglia di uscire anche da Cagliari e venire a raccontarlo nel territorio in cui tutto sommato, insomma, più vicino a dove questo esperimento sarà fatto. E quindi grazie, lascio la parola ad Andrea. Salve a tutti, è bello avere così tanta gente. Scusate se mi metto qui, ho bisogno dell'aiuto delle slide. Il mio scopo qua è spiegarvi come funzionerà in concreto l'Einstein Telescope. So che può sembrare complicato, ma viene descritto sempre in termini molto, molto generici, ma in realtà il modo in cui funziona è molto semplice. Quello che vedete qua è un piccolo modellino che adesso è spento, ma diciamo dopo magari se volete vi avvicinate e vi faccio vedere come funziona. Allora, quindi voglio partire dal passato remoto, da miliardi di anni fa. Quello che vedete è una rappresentazione di due buchi neri, che sono degli oggetti estremamente massivi, che hanno una massa molto più grande di quella del Sole e molto lontani. In alcuni casi questi oggetti si trovano vicini tra di loro, orbitano l'uno attorno all'altro e a un certo punto si scontrano, diventano un unico oggetto. Non vi parlerò della teoria perché ci sarà gente molto più competente di me sulla parte teorica, ma quello che dovete capire è che questi eventi estremi producono delle emissioni di energia che sono onde gravitazionali che possono arrivare fino a noi ed essere rivelate. Per darvi un'idea, quei due buchi neri che vi ho fatto vedere erano a circa 1 miliardo di anni luce. Quindi, siccome la luce ci mette 1 miliardo di anni a arrivare, noi stiamo guardando qualcosa che è successo più di 1 miliardo di anni fa. Questi buchi neri avevano una loro massa. Siccome parliamo di robe grandi, quindi l'unità di misura è la massa del Sole, quindi questi buchi neri erano uno di 36 e uno di 29 masse solari, si sono scontrati e hanno formato un buco nero di 62. Se voi fate la somma di queste due quantità non vi viene 62, ma vi manca qualcosa. Questo qualcosa che manca si è trasformato in onde gravitazionali, in energia. È la famosa formula di Einstein che avrete visto dappertutto, ovunque, è uguale a mc quadro, quindi l'energia e la massa possono essere scambiate tra di loro. E questa è l'unica equazione che mostrerò, quindi state tranquilli. Ma per darvi un'idea della quantità di energia, questa energia che si è liberata in questo evento è 1 miliardo di miliardi di volte quella che viene consumata da tutta l'umanità, e questo è stato rilasciato in una frazione di secondo, quindi capite quanto sia estremo questo tipo di evento. E in particolare questa è stata la prima rivelazione delle gravitazionali che è avvenuta nel 2015. Qua
salto un po' perché, come vi dicevo, c'è Marica dopo che lo spiegherà molto meglio. Quindi questa è una rappresentazione di quello che succede. Avete due oggetti molto, molto massivi che girano l'uno attorno all'altro e emettono queste onde, un po' come quando buttate una pietra in uno stagno. Queste onde si propagano nello spazio. Ora, come possiamo osservarle? In pratica, qual è il principio fisico che ci permette di vederle? Allora, immaginiamo di andare in una piazza e di mettere per esempio dei mattoni in un cerchio. Cosa succede a questi mattoni quando vengono attraversati dall'onda gravitazionale? Quello che succede è che vengono distorti, quindi si accorcia da una parte e poi si allunga dal lato perpendicolare e così via. Quindi iniziano a oscillare. Quindi il principio fisico per cui uno misura le onde gravitazionali è misurare uno spostamento. Purtroppo questo spostamento, se uno fa i conti teorici, viene una roba molto piccola. Per esempio, per questi numeri che vedete in questa slide, in realtà lo spostamento dei vostri mattoni nella piazza è di 10 miliardesimi di metro. Nulla, è una frazione delle dimensioni degli atomi. E infatti anche Einstein diceva non le vedremo mai, non è possibile questa cosa, ma il bello della scienza è che, soprattutto della fisica, è che si divide in teorici come Mariano e Riccardo e sperimentali come me che cercano di contraddirsi, di provare che l'altro è sbagliato, e questo è un processo che in realtà porta sempre a nuova conoscenza. E quindi in realtà noi abbiamo detto, vabbè, chi se ne frega cosa da pensare, noi continuiamo a provarci. E in Italia c'è una grande tradizione per lo studio di questo tipo di fisica. Edoardo Amalfi negli anni 70 aveva iniziato questo tipo di studi con rivelatori di tipo completamente diverso, però aveva comunque iniziato un filone, aveva iniziato a formare una comunità di scienziati che si interessasse a queste cose. Ora, veniamo proprio al concreto a come funziona Einstein Telescope. Il principio che sfrutta Einstein Telescope è l'interferenza. Per spiegare l'interferenza in termini semplici possiamo pensare a uno stagno calmo, in cui io contemporaneamente butto due pietre a una certa distanza. Quello che succede è che dai punti in cui cadono le pietre si propagheranno delle ondine sulla superficie, ok? E queste ondine tra di loro si incrociano a un certo punto e quello che fanno è che quando si incrociano possono o sommarsi tra di loro oppure annullarsi a vicenda. E questo è un processo dinamico, no? Come si intersecano uno a questa serie di somme e sottrazioni tra onde. Un interferometro sfrutta lo stesso fenomeno, ma lo fa con la luce, con le onde luminose, perché anche le onde luminose, anche se diciamo nella vita di tutti i giorni non lo percepiamo tanto, sono un fenomeno di questo tipo, sono un fenomeno ondulatorio. Quindi qua vi faccio vedere un interferometro, che sostanzialmente è quello che poi vedrete lì. Quindi abbiamo una nostra sorgente di luce, che è un laser. In mezzo abbiamo una lamina semirifrangente che divide il fascio di luce in due, viene mandato a degli specchi che lo riflettono indietro, vedete le ondine che si dividono, vanno prima a uno specchio, vengono riflesse e poi vengono ricombinate di nuovo e mandate sulla destra a un qualcosa che vi rivela la luce. Quando passa l'onda gravitazionale, se voi pensate al cerchio di mattoni che vi ho detto prima, quello che succede è che gli specchi ai lati vibrano e quindi sfasano leggermente le onde. E quindi quello che vedete voi qui, quello che vedreste voi lì, è un'alternanza di luce e buio. Cioè da questa luce e buio voi riuscite a capire se è passata l'onda gravitazionale o meno. Questo è il principio, ve lo farò vedere lì. Questo funziona perché potete vedere questo sistema come un amplificatore. Lo vedrete più in concreto dopo, quando vi avvicinerete lì, ma sostanzialmente questo è un amplificatore perché vi permette di vedere a livello macroscopico un effetto molto piccolo. Per esempio, se io battessi sul tavolo, su quel tavolo dove è l'interferometro, vedrei
delle bande di luce buio che si spostano di centimetri, mentre io battendo sul tavolo con gli specchi li sposto di qualche micron, quindi diciamo amplifica l'effetto. Quanto più grande è l'interferometro, quanto più grande è l'amplificazione. E infatti questo, che è l'IRGO, che si trova dalle parti di Pisa, è uno degli interferometri attualmente in funzione, insieme a quello americano di LIGO, ed è grande, ha i bracci che sono, diciamo, sono l'equivalente dei fasci dove prima, i fasci di luce che venivano riflessi negli specchi, quindi alla fine di ognuno di questi tubi c'è uno degli specchi e sono lunghi qualche chilometro, quindi capite che essendo lunghi qualche chilometro amplificano ancora molto di più e sono molto più sensibili. Per fare questo tipo di rivelatori, ovviamente questo è un esempio, ma quando uno lo fa professionalmente vorrebbe qualcosa che non è attaccato a terra, ma è sospeso in qualche modo e che venga isolato dal rumore sismico, dal rumore antropico, eccetera, eccetera. Questi per esempio sono gli specchi che vengono usati, li vedete trasparenti perché devono riflettere una luce che non è visibile, ma fidatevi che funzionano come specchi. E vedete che sono pesanti, perché essendo pesanti sono molto stabili, perché intuitivamente un oggetto pesante è più difficile spostarlo, se passa un sisma si sposta meno. E questi oggetti pesanti, che nel caso di Virgo possono essere di 40 kg, ma per l'Einstein Telescope si pensa a specchi di 100 kg, sono sospesi a dei filini sottili di vetro, diciamo, non è vetro normale, ma questo per farvi capire quanto è delicato questo tipo di esperimenti. E poi il tutto, come se non bastasse, deve essere messo sotto vuoto, perché anche le vibrazioni dell'aria danno fastidio a tutto quanto. Quindi tutto questo richiede un enorme sviluppo tecnologico, qua vi faccio semplicemente vedere delle figure, un enorme sviluppo tecnologico in tutti i campi della fisica, che poi ha una ricaduta nell'immediato, non sono cose astratte, insomma. Ma veniamo poi alla scoperta della prima onda gravitazionale. Questo, come vi dicevo prima, è venuto nel 2015 ed è un evento epocale, perché diciamo dopo 50 anni di esperimenti si è finalmente riusciti a vedere questa cosa. Questo è il segnale che vedete. Quello che vi rappresenta questo è il movimento in funzione del tempo, quindi vedete che inizia piccolo, poi aumenta sempre di più fino a scomparire quando i due buchi neri si sono uniti tra di loro. E questa scoperta è stata talmente importante che ovviamente ha dato dei Nobel immediati a questi signori qua. Ora ne abbiamo tante osservazioni, ne abbiamo circa una novantina, che diciamo corrispondono a prese dati di qualche anno. E un'altra cosa interessante è che oltre a vedere le onde gravitazionali che vengono emesse da questi oggetti molto lontani, possiamo anche cercare di vederli con i telescopi, quindi diciamo fare una correlazione tra le due cose. Quindi per esempio il telescopio di San Basilio potrebbe essere usato per correlare gli eventi di onde gravitazionali e capire ancora di più sulla struttura della materia. Quindi quello che si dice in gergo è che è iniziata l'astronomia multimessaggera, ossia possiamo osservare l'universo e le stelle in un altro modo, mentre prima potevamo solo puntare i telescopi, adesso abbiamo anche le onde gravitazionali da guardare. Ma veniamo all'Einstein Telescope. Avrete visto questa figura ovunque. L'Einstein Telescope è previsto, diciamo, la sua forma base è un triangolo, ma si sta pensando anche di avere due L in due posti diversi. Sarà una struttura sotterranea, quindi sopra non si vedrà nulla. La ragione di metterlo sottoterra è per isolarlo ancora di più dal rumore sismico, dal rumore antropico, dal vento, eccetera, eccetera. Sarà un sistema di più interferometri, quello è uno, ma in realtà saranno un bel po', perché voi volete sempre, diciamo, avere un sistema che sia ridondante. E qua vi faccio vedere quanto si migliora sostanzialmente. Più bassa è quella curva, più preciso è il nostro interferometro. La curva rossa è quello che possiamo fare al momento, la curva nera è quello che sarà in grado di fare Einstein Telescope. In soldoni saremo 10 volte più sensibili degli esperimenti attuali.
Quindi, come vi dicevo, sarà più grande, il triangolo avrà un lato di 10 km, se si fanno le 2 L avranno un lato di 15 km, quindi è un'impresa veramente, veramente enorme, sarà tutto scavato sottoterra. Ci saranno una varietà di sfide tecnologiche sotto tutti i punti di vista, sarà una sfida ingegneristica, sarà una sfida di fisica della materia, anche di calcolo, di computing, quindi sarà un'occasione di sviluppo in tanti altri sistemi. Io nasco come un fisico delle particelle, ma per esempio per questa impresa devo collaborare con i miei colleghi teorici, devo collaborare con chi fa per esempio dei materiali particolari, perché per gli specchi servono materiali particolari, quindi è una impresa che coinvolge un sacco di personalità, un sacco di competenze. Della scienza con IT non la dico io, ne parlerà Marica, quindi ve lo risparmio, ma veniamo alla Sardegna. Allora, come vi è stato detto, ci sono 2 siti candidati per ospitare l'infrastruttura al momento. Uno è nella regione di Maastricht, quindi in Olanda, ma vicinissima al confine col Belgio e la Germania, e l'altra è la regione della miniera di Sosenatos, che interesserà i comuni di Lula, Bitti e Oranino. Quello che vi mostro sulla destra è il rumore sismico, quanto rumore sismico c'è nelle varie posti che sono stati investigati. Non ci sono solo l'Olanda e la Sardegna, però per farvi un confronto, più state in basso in quella curva, più il sito è silenzioso. La Sardegna è la curva che vedete verde, mentre l'Olanda è quella arancione. Quindi dal punto di vista scientifico non c'è storia, noi siamo un fattore 10 meglio di loro. Ci saranno altri fattori di cui non vi devo parlare io, ma potete ben immaginare quali siano le altre ragioni, però dal punto di vista scientifico non c'è storia, questo è emerso al simposio che è stato menzionato prima, quindi secondo me le possibilità che questa infrastruttura arrivi qui sono molto alte. Il sito di Sosenatos inoltre è una regione che ha bassissima popolazione, non c'è industria pesante, quindi è un posto veramente ideale per fare questo tipo di esperimento. Al momento io e i miei colleghi lavoriamo nella miniera di Sosenatos, e non finirò mai di ringraziare i minatori della miniera che sono con noi, giocano con noi in questa impresa, ci aiutano a fare misure, ci hanno accolto e ci continuano a accoglierci per installare sismometri, per installare magnetometri, per installare microfoni, insomma per fare tutte quelle misure di caratterizzazione che sono fondamentali per convincere la comunità internazionale che questo è il posto migliore per fare IT. Queste misure vanno avanti da anni. Io ho iniziato nel 2018, ma c'erano altri colleghi che avevano iniziato ancora prima. E dalle misure quello che emerge è che non solo il sito di Sosenatos è silenzioso ed è meglio di quelli olandesi, ma è tra i più silenziosi al mondo, è tra i primi 3 al mondo come silenziosità. Ed è talmente silenzioso che se voi mettete un sismometro vedete le onde del mare, ok? Per esempio, quello che vi mostra questo grafico è, chiamiamolo, la potenza delle onde in funzione della frequenza. A frequenze di qualche hertz, che vuol dire qualche oscillazione al secondo, quelle sono le onde del mare, le onde del Mediterraneo. Voi riuscite a vederle a luna con un sismometro, per farvi capire. A frequenze ancora più basse vedete anche le onde dell'Oceano Atlantico. Ok, quindi è veramente impressionante. Ovviamente poi non c'è solo la scienza purtroppo, ma bisogna fare anche un bel po' di pianificazione economica, pianificazione ingegneristica. Questo è un grafico che non guardatelo, quello che dovete capire è che semplicemente ci sono tanti aspetti da tenere in conto e tante deadline scadenze da incontrare. Quello più importante è che nel 2025, anno più anno meno, adesso la data cambia ogni mese, ci sarà la decisione del sito, quindi si saprà se ce lo prendiamo noi, se se lo prendono gli olandesi,
o se ne facciamo due, e quindi uno qua, uno lì, o un'altra parte, ma non entriamo nei dettagli. Da parte dell'Italia, della Regione, c'è stato sempre supporto. La Regione si è già finanziata a finanziare ET, nel caso ovviamente venga fatto qui. Ci sono varie lettere di Draghi, della ministra Bianini recentemente, avreste visto che è andata a Lula, e quindi davvero ci aspettiamo che a breve arrivi il supporto concreto, insomma. Capite di cosa parlo, non parole insomma. Questa infrastruttura, oltre ad avere un impatto scientifico, perché la scienza è il motivo per cui gente come noi lo fa, però è chiaro che avrà un impatto in Sardegna, avrà un impatto sia economico che sociale. La realizzazione dell'opera costerà circa 2 miliardi di euro, ma c'è un indotto enorme, praticamente vicino a 6, perché dovranno essere coinvolte un sacco di imprese locali, ci sarà bisogno di ristoranti, di alberghi, perché la fase di costruzione solo la fase di costruzione durerà 10 anni. Quindi diciamo è un'ottima occasione di sviluppo. Vi risparmio gli altri dettagli, ma quello che mi preme dire, visto che ci sono anche giovani qui, è che noi ET viene detto che sarà una collaborazione internazionale, e questo spesso viene percepito come viene la gente da fuori e lo gestisce. In realtà non è così. Quello che noi non vogliamo solo ospitare, noi vogliamo essere protagonisti. Gli NFN, l'Università di Cagliari partecipano già in collaborazioni internazionali al CERN, non ci partecipano da spettatori, ci partecipano da protagonisti. E quindi anche qui vogliamo farlo, e vogliamo che questa sia un'opportunità non solo per l'economia e per tutto quanto, ma anche per scienziati e scienziati sardi, per davvero lavorare alla produzione dei risultati, alle pubblicazioni scientifiche ai livelli più alti, perché questa è un'infrastruttura unica al mondo. E soprattutto questo possiamo farlo 2 passi da casa. Cioè io qua quello che vi faccio vedere adesso è il percorso che ho fatto. Io vengo da qua dietro, io sono di Nuri. Ok, io ho fatto un sacco di giri, ho lavorato al CERN, ho lavorato a Oxford, continuo a lavorare al CERN, a fare ricerca di punta, perché ormai dove uno si trova non è così importante. C'è internet, ci sono gli aerei, ognuno può fare quello che gli piace da dove gli piace. Però sarebbe bellissimo poter andare in macchina a lavorare invece di dovermi prendere l'aereo. Quindi questa è la pura opera di reclutamento. Quindi ragazzi, venite a fisica, venite da noi, e spero di rivedere qualcuno di voi a lavorare all'estero in Tesco, perché io sembro giovane, sono abbastanza giovane, però quando questa cosa verrà fatta io avrò 55 anni, forse starò andando in pensione, quindi è ora che insomma qualcuno di nuovo comincia. E poi sono stanco, non c'è più voglia, dopo 15 anni. Quindi fatemi concludere con conclusioni ovvie. Da un punto di vista scientifico questo è veramente un nuovo campo in rapida espansione, c'è un sacco di roba da scoprire, è un progetto strategico per l'Europa, per l'Italia e per la Sardegna. È un progetto che è sostanzialmente pulito, come vi ho fatto vedere si tratta di fasci di luce sottovuoto, non c'è niente di che, sarà sotterraneo, quindi avrà impatto zero, anzi vogliamo che abbia poco impatto perché ci serve silenzio. E niente, quindi io spero di avervi convinto che la Sardegna è il posto ideale per farlo, da un punto di vista scientifico e spero anche da quello che vedo, anche sociale. E niente. Ho finito e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie Andrea, adesso mentre Biscio attacca adesso abbiamo in collegamento la professoressa America Branchesi, perché in realtà quello che vi posso raccontare è che questo evento di qua, che abbiamo scelto appunto di venire, ci fa molto piacere, ringrazio ancora la cantina per l'ospitalità, siamo felicissimi di essere qui, però non siamo stati soltanto qui. Noi al termine del simposio ieri siamo partiti da Cagliari e siamo andati, dico siamo, parlo al plurale, non è un plurale maiestatis, ma perché mi sono portato dietro praticamente gran parte del nostro gruppo al Gran Sasso Science Institute, poi vi racconterò in sardo appunto da dove vengo io, perché
anch'io come Andrea e come molti di noi sono in giro e a tutti ci piace tenere un piede qua, però l'altro piede tocca tenerlo fuori. Quindi io lavoro all'Aquila, al Grand Sasso Science Institute, dove siamo uno dei gruppi più importanti impegnati nella realizzazione dell'esperimento di Einstein Telescope. Siamo uno dei gruppi più importanti anche a supporto del sito sardo, della candidatura del sito sardo, e quindi siamo un gruppo anche molto giovane. Vedrete appunto la nostra leader adesso che si collegherà, Marica Branchesi, che è una scienziata che probabilmente conoscete, insomma non è che ha neanche bisogno di grandi presentazioni. Lei ha un ruolo di primo piano sia all'interno della collaborazione Einstein Telescope come in generale nell'astronomia multimessaggero di cui ha parlato Andrea. Marica era la coordinatrice della grande collaborazione che ha scoperto, perché le due tappe fondamentali per le onde gravitazionali sono state nel 2015 la scoperta della prima onda gravitazionale, la misura della prima onda gravitazionale, e poi nel 2017 la nascita dell'astronomia multimessaggero, quindi onda gravitazionale insieme al segnale elettromagnetico, una nuova finestra nel cosmo, e chi coordinava il team che ha aperto questa nuova finestra nel cosmo è Marica, che abbiamo qui in collegamento. E niente, quindi vi dico l'ultimissima cosa, che quindi, prima di lasciare la parola a Marica, quindi qua sparsi, mischiati tra voi ci sono tutte una serie di giovani scienziati internazionali che, come dice Andrea, saranno loro in realtà i futuri leader di Einstein Telescope, e quindi poi appunto più tardi lasceremo magari la parola anche a loro in questo dibattito multilingue finale. Invece per adesso Marica, diciamo la leader di questi giovani scienziati internazionali, ci racconterà che scienza si può fare con Einstein Telescope e con le onde gravitazionali. Innanzitutto io mi scuso per non essere lì, sono partita dalla Sardegna stamattina, ma avevo i miei bimbi che mi aspettavano ormai da circa 10 giorni e i nonni che mi stavano sostituendo negli anni, quindi dovevamo dare il cambio. E quindi la prima cosa che voglio dire è che non sono lì quest'oggi, ma spero di venire presto in futuro e parlarvi di persona. Ma lì ci sono tutti i miei ragazzi, ci sono tutti i ricercatori che lavorano con noi e vorrei fare un intervento breve in cui vorrei farla conoscere l'astronomia delle onde gravitazionali, cosa è cambiato negli ultimi anni, e il sogno dell'Einstein Telescope, cosa possiamo fare tutti insieme. E cerco di condividere le slide. Ok. Riuscite a vederle? Sì. Ok. Allora, vi racconto in breve quello che è successo negli ultimi anni e come questa l'astronomia delle onde gravitazionali ha aperto proprio un nuovo modo di esplorare l'universo. Intanto, cosa sono le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono state predette da Einstein esattamente ormai più di 100 anni fa e sostanzialmente sono delle perturbazioni dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce. È un po' come quando si lancia un sassolino in uno stagno, che si formano delle onde e queste si propagano. In questo caso sono gli oggetti celesti, quindi questi oggetti astronomici estremamente densi, poi vi parlerò di cosa sono. Questi oggetti estremamente densi che ruotano uno attorno all'altro, deformano lo spazio-tempo, si creano queste onde che si propagano e oggi siamo in grado di misurarle. E questa è proprio un'astronomia nuova perché ci permette di vedere quello che non riuscivamo a vedere prima attraverso le osservazioni classiche, quindi attraverso la luce. Questi oggetti astrofisici estremamente densi che ci permettono oggi di sentire le onde gravitazionali, uno di questi oggetti sono le stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono degli oggetti esotici, sono delle stelle esotiche, sono delle stelle densissime perché abbiamo 2 soli in 20 km. Questa è la miniera di Sosenatos e quindi noi abbiamo 2 soli tra Sosenatos e Bitti più o meno, e se andiamo a prendere un cucchiaino di stella di neutroni, questa pesa 1 miliardo di tonnellate. Quindi sono delle stelle densissime. La
comprendere. E proprio osservando questi oggetti riusciamo a capire come la materia si comporta a queste densità estreme. Un altro oggetto estremamente affascinante di tutta la fisica moderna sono i buchi neri. I buchi neri sono il risultato della morte di stelle estremamente massicce, più massicce di quelle che danno luogo alle stelle di neutroni, che collassano, esplodono in alcuni casi, in altri casi invece la materia cade tutto dentro, formano queste regioni dello spazio in cui il campo gravitazionale è talmente forte che niente può uscire dal buco nero. Di recente abbiamo visto queste immagini in tutti i giornali. Questi sono la fotografia di un buco nero vicinissimo a quello che è chiamato l'orizzonte degli eventi, cioè quell'orizzonte dentro al quale poi non si riesce più a vedere niente. Questo buco nero è un buco nero, sono buchi neri che si trovano al centro delle galassie e sostanzialmente sono milioni, miliardi di volte più pesanti del Sole. I buchi neri che noi stiamo invece osservando oggi con le onde gravitazionali sono molto più piccoli, sono 10, ne abbiamo visti anche di 60 volte il Sole, comunque molto più piccoli, e non sappiamo niente se c'è una relazione tra questi buchi neri più piccoli e questi buchi neri giganti che abbiamo al centro delle galassie. Allora, le onde gravitazionali noi oggi siamo in grado di vederle grazie a degli strumenti fantastici, due che sono negli Stati Uniti, si chiamano le antenne LIGO. Lo strumento che abbiamo in Europa si chiama Virgo ed è a Kashina, e c'è un altro strumento che si chiama Kaga che è in Giappone. Questi strumenti tipicamente osservano per un intervallo di tempo, tipicamente un anno, si fermano, vengono fatti degli upgrade tecnologici per raggiungere una sensibilità maggiore e poi ricominciano ad osservare. In questo momento sono fermi dal 2019 e sostanzialmente ricominceranno ad osservare tra qualche settimana. In realtà inizierà LIGO e poi Virgo probabilmente a fine estate. Kaga inizierà ma ha una sensibilità molto più bassa degli altri. Crescere in sensibilità significa osservare un universo via via più grande. Questi eventi che noi cerchiamo, che sono la fusione di due stelle di neutroni e la fusione di due buchi neri, sono eventi estremamente rari e quindi noi più osserviamo volumi grandi di universo, più abbiamo una chance di poterli rivelare. Allora adesso vi faccio sentire il primo segnale che ha aperto proprio l'astronomia delle onde gravitazionali e che abbiamo registrato il 14 di settembre 2015. Questo segnale era un segnale brevissimo e un segnale frazione di secondo qua è rallentato. E però da questo segnale, grazie a tutto il lavoro fatto dai teorici per tantissimi anni, siamo in grado di comprendere una storia. Questo segnale ci racconta la storia di due buchi neri di circa 30 soli l'uno che si sono fusi insieme in un buco nero più massiccio, e nel momento in cui si sono fusi insieme in questo buco nero più massiccio, la potenza emessa in onde gravitazionali è stata più grande della potenza di tutte le stelle nell'universo osservabile, anche più grande, proprio enorme. Noi quello che abbiamo visto è stato proprio questo spiraleggiare dei due buchi neri uno attorno all'altro, quindi la fase finale di questa se vogliamo danza dei due buchi neri, la fusione, l'onda gravitazionale. Questa onda gravitazionale si è propagata nell'universo e ha attraversato migliaia e migliaia di galassie fino a raggiungere la nostra, e siamo riusciti ad ascoltare questo suono. Questo è l'arrivo appunto nella galassia, e quando noi osserviamo eventi molto lontani, quello che succede è che il segnale ci impiega del tempo ad arrivare, quindi più sono lontani più andiamo indietro nel tempo. Questo segnale è arrivato da 1,2 miliardi di anni. Questi sono gli interferometri, questo praticamente è un modello molto semplificato di quello che succede ad esempio a Kashina, nell'America LIGO,
Questo, quello che avviene è che abbiamo in 2 braccia, a Virgo sono 3 km, vengono immessi dei fasci laser. Questi fasci laser colpiscono 2 specchi, tornano indietro e se non passa un'onda gravitazionale, quello che succede è che i 2 fasci si combinano, si dice in fase e in antifase, e non registriamo nessun segnale. Se invece passa un'onda gravitazionale, quello che fa è accorciare un braccio e allungare l'altro, e quindi quello che accade è che noi registriamo un segnale. Ma per farvi capire la precisione di questi strumenti, di come si muovono i 2 specchi, cioè il movimento degli specchi che noi registriamo è più piccolo del nucleo di un atomo. Quindi sono degli strumenti incredibili. Quando Einstein ipotizzò le onde gravitazionali disse: le onde gravitazionali esistono ma nessuno sarà mai in grado di rivelarle. Invece il lavoro di tantissimi scienziati ci ha portato ad avere questi strumenti che oggi riescono a misurare con grandissima precisione l'effetto dell'onda gravitazionale su queste braccia, quindi su questi fasci laser. Per interpretare i segnali vi faccio capire perché dal rumore che noi ascoltiamo, quindi dal segnale che noi ascoltiamo, possiamo ricavare molte informazioni: la distanza dell'oggetto, la sua massa, la sua posizione, la sua rotazione. E ve lo faccio sentire come oggetti diversi producono suoni differenti. Questo è il suono di un buco nero di una stella di neutroni. Questo due buchi neri. Quindi noi attraverso il segnale riusciamo ad avere informazioni delle sorgenti che osserviamo. Quando però noi riceviamo un segnale non ci accontentiamo dell'onda gravitazionale, ma cerchiamo di catturare anche la luce. È chiaro che vogliamo avere una visione completa di quello che sta avvenendo. È come quando abbiamo un film, non ci accontentiamo di avere il film in bianco e nero, vogliamo un film a colore, vogliamo anche il suono. Per avere un'immagine completa da cui ricavare tutte le informazioni di quello che sta avvenendo in questi eventi catastrofici che emettono sostanzialmente, sono quelli più energetici che avvengono nell'universo, noi vogliamo capire tutto e catturare appunto con i telescopi tradizionali che abbiamo a terra. Ad esempio in Sardegna avete il Sardinia Radio Telescope, oppure tutti i telescopi che abbiamo in Cile, i satelliti che abbiamo intorno che osservano nella banda X gamma. Vogliamo catturare anche la luce. Quindi quando abbiamo un segnale di onde gravitazionali c'è un'analisi dei dati che avviene in real time e mandiamo delle allerta così che tutti i telescopi puntano nella regione del segnale di onde gravitazionali. E il 17 agosto del 2017 abbiamo realizzato un altro sogno, che è stato quello di unire all'onda gravitazionale anche un segnale elettromagnetico. Questo è il segnale di onda gravitazionale e un satellite Fermi ha sentito un lampo nel gamma, ha osservato un lampo nel gamma. Il segnale delle onde gravitazionali era molto più lungo rispetto a quello tipico di frazione di secondo dei buchi neri, era circa 1 minuto, quindi abbiamo capito subito che avevamo davanti a noi la fusione di 2 stelle di neutroni e che per la prima volta, allegata a questa fusione di stelle di neutroni, avevamo anche un lampo gamma. E sostanzialmente poi non volevamo vedere solo questo lampo gamma, ma volevamo catturare anche la luce nell'ottico e in tutte le altre bande. Quello che stavamo osservando era questo: la fusione di 2 stelle di neutroni. Quando le stelle di neutroni sono vicine, quello che avviene è che si distruggono ma realmente, si formano 2 getti di materia e energia che si muovono circa la velocità della luce, poi si formano tutti dei detriti intorno, che vedete qua come questa nuvola, e in questo materiale noi ipotizzavamo la formazione degli elementi pesanti. E a quel punto noi avevamo una zona di cielo da osservare che veniva dalle onde gravitazionali e abbiamo puntato i telescopi che avevamo in Cile.
Questa è la regione, adesso la vedrete in blu, da dove proveniva il segnale di onde gravitazionali. Queste sono tutte immagini che abbiamo preso nella notte successiva e poi in 10 giorni con i telescopi cileni. E nella zona di cielo di diverso da cui proveniva questo segnale c'erano 50 galassie da osservare. I telescopi in Cile hanno iniziato ad osservarle una ad una, e una che è diventata famosissima, NGC 4993, abbiamo scoperto una luce nuova nel punto della fusione delle due stelle di neutroni. La luce era blu nei primi giorni e poi rossa. Allora, questa luce che da blu è diventata via via rossa, la rivediamo qua. Questi si chiamano spettri, ci fanno vedere come l'oggetto diminuisce rapidamente la sua temperatura e come da blu diventa via via sempre più rosso. E in questo spettro vedete delle onde. Queste onde sono estremamente importanti perché ci dicono che in quella fusione si sono formati gli elementi pesanti, più pesanti del ferro. Adesso vi faccio vedere la tavola periodica e tutti gli elementi che si sono formati. Tutti questi elementi che vedete in giallo si sono formati durante quella fusione. In base alla luminosità di questi eventi, anche all'evoluzione di questa luce, appunto dal blu al rosso, siamo in grado di capire prima di tutto circa che elementi si sono formati e quanti. E tra questi elementi c'è l'oro. Allora possiamo dire che questa volta in fondo all'arcobaleno abbiamo trovato l'oro, perché noi abbiamo visto tutti i colori della luce, perché abbiamo visto questa emissione che dal blu via via è diventata rossa, e dalle stime della luce emessa appunto dall'evoluzione noi sappiamo che gli si sono formate in peso dalle 10 alle 100 terre di oro. Quest'oro poi va nel mezzo interstellare da cui si riformano stelle e pianeti. Quindi nella Terra noi abbiamo l'oro perché sostanzialmente c'è stata una fusione di stelle di neutroni nella nostra galassia. E questo è un grandissimo mistero, perché noi sappiamo che le stelle sono incubatrici di elementi. Quando ci sono le esplosioni delle stelle, le esplosioni delle supernove, si formano gli elementi, ma non riuscivamo a capire e non trovavamo gli elementi pesanti nelle esplosioni delle supernove. E quindi sappiamo oggi che perlomeno la maggior parte degli elementi pesanti si formano grazie alla fusione di stelle di neutroni. Questo evento che noi abbiamo osservato con quella che viene chiamata astronomia multimessaggera, perché mette insieme le onde gravitazionali e la luce, abbiamo fatto tantissime scoperte. Adesso ho parlato di quella dell'oro, in realtà ce ne sono tante altre. Abbiamo capito ad esempio come funzionano, come sono strutturati questi getti relativistici, che in realtà sono associati a quelli che noi chiamiamo gamma ray burst, questi lampi nel gamma che osserviamo da quasi 40 anni. E abbiamo capito meglio la nucleosintesi degli elementi pesanti. Stiamo via via capendo sempre meglio la natura delle stelle di neutroni, quindi come si comporta questa materia a densità elevatissime. E poi dal segnale gravitazionale noi possiamo misurare la distanza. E quando troviamo anche il segnale elettromagnetico possiamo identificare la galassia che ospita questi eventi, e confrontando la distanza della galassia e la distanza del segnale di onde gravitazionali possiamo anche stimare l'espansione dell'universo. Oggi abbiamo degli errori grandissimi, però questo è estremamente promettente perché oggi non capiamo bene l'espansione dell'universo, perché utilizzando le supernove, utilizzando altri oggetti astrofisici, altre radiazioni, abbiamo delle stime che sono in contraddizione. Quindi le onde gravitazionali ci potrebbero svelare il grande mistero di come si espande l'universo.
ho avuto l'onore di annunciare nella press release a Washington appunto questo evento, in particolare proprio parlare dell'astronomia multimessaggera e dell'emissione che poi ha dato luogo a loro. Però ci tengo sempre a dire che queste scoperte non sono scoperte di una singola persona, ma sono scoperte di un numero grandissimo di scienziati e scienziate, in particolare l'articolo che parla della nascita appunto dell'astronomia multimessaggera è stato firmato da 3.500 scienziati di tutto il mondo, fisici, astronomi, ingegneri, e tutte persone che hanno contribuito attraverso la loro diversità. L'astronomia delle onde gravitazionali è un'astronomia estremamente complessa, estremamente complicata, ma non solo la parte delle onde gravitazionali, anche la parte della ricerca della luce è estremamente complicata. Probabilmente è un'astronomia che anche 10 anni fa sarebbe stata impossibile. Richiede l'utilizzo di tanti telescopi, di strategie osservative mirate, di data analisi che richiedono l'intelligenza artificiale, che richiedono tantissimo lavoro, e poi anche di modelli teorici che ci permettono di capire questa grandissima mole di dati che arrivano dal cielo, di questi segnali. E questo perché riusciamo oggi ad arrivare a questi grandi successi? Perché abbiamo capito che è estremamente importante il contributo di tutti, che è estremamente importante collaborare, coordinarsi, e che è estremamente importante la diversità e l'inclusività, che le sfide scientifiche e tecnologiche oggi si possono superare soltanto abbattendo le barriere e lavorando insieme. E devo dire che per me è stato estremamente bello stare per questa settimana a Cagliari per il simposio sull'Einstein Telescope, perché già abbiamo una comunità di 1400 persone in Europa che sta lavorando per questo sogno. Oggi la scienza più che mai deve essere un esempio un po' di pace, nel senso che vanno appunto abbattute le barriere e vanno costruiti ponti per lavorare insieme. Oggi appunto, come vi dicevo prima, abbiamo questi strumenti che tra poche settimane ricominceranno ad osservare. Sono tutti segnali che abbiamo visto fino ad ora, quindi ve ne ho fatti vedere due. Il primo è il segnale della fusione di due stelle di neutroni con tutta la luce. Di fusione di stelle di neutroni con tutta la luce per ora ne abbiamo visto solo uno, invece di segnali di buchi neri che si fondono insieme ne abbiamo visti circa 90, tra questi ci sono anche altri segnali tipo una stella di neutroni e un buco nero. È incredibile perché prima del 2015 noi non sapevamo niente di questi oggetti, non sapevamo che potevano vivere in sistemi binari, fondersi insieme, non sapevamo niente della loro massa, quindi è stato diciamo che ha avuto un impatto, queste scoperte hanno avuto un impatto incredibile sulla nostra conoscenza dell'evoluzione delle stelle e su tanti aspetti dell'astrofisica, l'astrofisica relativistica, la fisica nucleare, queste cose non vi dicono molto, ma ha avuto un impatto incredibile sulla nostra conoscenza dell'universo. E nella prossima campagna osservativa, che inizierà appunto tra poche settimane, ci aspettiamo un segnale al giorno. Le onde gravitazionali ci permettono oggi di ascoltare quello che fino ad ora era impossibile, ma ogni scoperta in un certo senso spinge i confini della nostra conoscenza, ci dà delle risposte, ma nello stesso tempo apre nuovi misteri. Noi conosciamo pochissimo dell'universo, veramente pochissimo. E questa astronomia è un'astronomia agli albori, è un'astronomia nel suo inizio. È un po' come quando Galileo ha puntato per la prima volta il cannocchiale al cielo. Quello che riusciamo a fare oggi è osservare un universo abbastanza vicino, e anche quando andiamo a stimare le proprietà degli oggetti che vediamo non riusciamo a stimarle bene.
L'uomo è riuscito da Galileo col cannocchiale oggi ad avere uno strumento come il James Webb Telescope, che è partito l'anno scorso e che ci permette di vedere oggi l'universo più profondo, le prime galassie che si sono formate. E anche nelle onde gravitazionali vogliamo fare questo passo avanti, ed è per questo che stiamo tutti lavorando all'Einstein Telescope. L'Einstein Telescope ha avuto un risultato molto importante nel 2021 perché è stato inserito dall'Europa nella roadmap, si chiama ESPRI. Cosa significa? È stato messo nelle priorità delle infrastrutture che l'Europa vuole. Quindi ha avuto un successo incredibile. Tipicamente queste infrastrutture richiedono molti tentativi prima di essere messi in questa roadmap, invece siamo riusciti a farlo inserire proprio attraverso la bellezza di quello che farà, siamo riusciti a farlo inserire nella roadmap con tanto lavoro dietro proprio al primo tentativo. E cosa farà l'Einstein Telescope? L'Einstein Telescope ci permetterà di vedere quello che vediamo oggi lungo l'intera storia cosmica dell'universo. Potremo arrivare all'universo più profondo attraverso le onde gravitazionali, ed è incredibile perché veramente ci permetterà, cioè anche quando facciamo le simulazioni, su quello che ci permetterà di vedere sono veramente incredibili. E poi questi sono strumenti esplorativi. Noi oggi conosciamo qualcosa, ma quando apri queste finestre sull'universo in realtà hai anche tantissime scoperte che non ti aspetti, e quindi sostanzialmente sarà un esploratore attraverso le onde gravitazionali di tutto l'universo. Per darvi un'idea, la fusione delle stelle di neutroni sono eventi rari, nella nostra galassia ce n'è una ogni 100.000 anni. L'Einstein Telescope vedrà l'intero universo e ci permetterà di osservare dalle 100.000 a 1 milione di eventi per anno. Sarà incredibile, avremo tantissimi segnali da analizzare, da vedere. Di eventi come quello che vi ho fatto vedere, ne vedrà centinaia all'anno. Sono numeri enormi, per noi scienziati sono dei sogni. Potremmo andare veramente a fare un'astronomia delle onde gravitazionali di precisione, potremmo veramente sapere la natura delle stelle di neutroni, quindi andremo nel cuore delle stelle di neutroni. Probabilmente riusciremo a capire come sono legati i buchi neri piccolini che stiamo vedendo e i buchi neri al centro delle galassie. L'Einstein Telescope in Sardegna ci permetterà di andare a basse frequenze ancora non esplorate con gli attuali interferometri. Ci permetterà di vedere quelli che si chiamano buchi neri intermedi, da 100.000 soli, che probabilmente ci possono l'anello di congiunzione tra i buchi neri piccoli e i buchi neri supermassivi. Ci permetterà forse di trovare anche dei buchi neri che non nascono dalle stelle, ma i buchi neri primordiali, i buchi neri che nascono direttamente dalle fluttuazioni di densità dell'universo. Ci permetterà di fare cosmologia, non con gli errori giganti che abbiamo oggi, ma ci permetterà veramente di fare la cosmologia con una precisione incredibile e studiare come si espande l'universo. E la Sardegna, perché lo vogliamo portare in Sardegna, diventerà il centro dell'osservazione dell'universo e sarà un centro di riferimento per tutti gli scienziati del mondo. E questo richiederà tantissimo sviluppo tecnologico, ma richiederà tanto impegno anche dal punto di vista di rispetto e valorizzazione del territorio. E noi scienziati non è che vogliamo arrivare lì vogliamo essere parte e lavorare con voi per arrivare ad avere questo strumento lì, perché secondo noi è un sogno per noi, ma è un sogno per la Sardegna ed è un sogno per il vostro territorio. Quindi questo va fatto con il massimo rispetto e con la valorizzazione di tutto quello che è il territorio
in questo momento. Quello che vogliamo fare è spingere i confini della conoscenza e mi piace finire dicendo questo, che quando noi guardiamo in alto, guardiamo molto in alto, molto lontano, ci arrivano dei segnali e questi segnali però ci raccontano chi siamo. Quando noi guardiamo in alto e guardiamo le stelle, ci rendiamo conto che le stelle sono le incubatrici degli elementi che ci danno la vita. E quindi guardando in alto noi siamo polvere di stelle e guardando il cielo riusciamo a capire noi stessi. Nel senso che è stato detto più volte che scientificamente non c'è partita tra la proposta italiana e quella del luogo, diciamo, in Olanda, dal punto di vista scientifico, e quindi del silenzio. Se avessimo però una bilancia e da una parte pesa la differenza netta sul silenzio, quindi sulle condizioni ideali del territorio, e dall'altra tutto il resto, quindi scelte politiche, impegno, eccetera, eccetera. Qual è davvero la percentuale di possibilità che sia scelta nula? Ok, allora, diciamo, una cosa importante è chiaramente l'impegno economico che speriamo che arrivi presto dall'Italia, e quello, diciamo, che in un certo senso ribilancia un pochino la situazione attuale, perché gli olandesi hanno già messo sul piatto un impegno politico e sembra che arriverà presto. Ci sono state delle parole forti anche dal ministro Bernini, dalla ministra Bernini di recente, quindi questo speriamo che arrivi presto. Ci sarà un comitato di valutazione e chiaramente verranno pesate tante cose. Verrà pesato l'aspetto scientifico, quindi la validità del sito, e questo è estremamente importante, ed è estremamente importante perché, come vi ho fatto vedere, noi vogliamo arrivare all'universo profondo. Per arrivare all'universo profondo abbiamo bisogno di un sito come il sito sardo. Chiaramente le infrastrutture contano e quindi l'Italia deve fare un passo avanti da questo punto di vista e cercare di arrivare allo stesso livello olandese. Nel piatto oggi abbiamo anche un altro scenario che abbiamo iniziato a valutare, l'abbiamo valutato dal punto di vista scientifico, che forse è ancora più affascinante perché dà risultati un po' migliori, che è quello di non avere un triangolo ma avere due L. In questo caso ci sarebbero due siti, non un solo sito. E quindi questo è un altro scenario che stiamo valutando anche i rischi e verranno valutati anche i costi. E per ora abbiamo come siti candidati la Sardegna e l'Olanda, e c'è un altro sito che potrebbe emergere che è in Germania, in Lusatia. Ancora non è candidato ufficialmente, ma anche lì diciamo che potrebbe emergere perché è un sito che dal punto di vista sismico è meglio di quello olandese. In ogni caso, se andiamo per le due L, l'Italia è sicuramente scelta perché bisogna prendere quelli più lontani, quindi sicuramente non possono prendere l'olandese e il tedesco. Le chance dell'Italia secondo me sono molto alte perché il sito è fantastico e quindi secondo me le chance sono molto alte. Poi queste cose noi scienziati faremo di tutto anche per appunto dimostrare quanto è importante avere un sito come quello sardo. Grazie. Salve a tutti, again. Grazie a Zammera, poi signori. Dunque, esaminata Ricchi, astrofisico teorico, cosmologo, The Sardinian Cosmologist. Parisi con tutto questa gente sprazzinara in noi, trabalhou su GSSI, Gran Sasso Science Institute, in L'Aquila. Su
su GSSI è una scuola internazionale post laurea. Chi si vai a custisi delle università, possibilità sull'ingresso di nanta PhD, in latino, e in italiano dottorato di ricerca. Su trabalho cosa mia, de impreare formulas matematicas e computadoras manas a meda. Poi cercare di comprendi tradotto a cadessi in su universo non viveus. A questo tipo di scienza dinanta astrofisica e cosmologia. È un trabalho di squadra manu meda. Un montone di femminas e omines de ogni luogo in suo mondo pensando di teorias, facendo contos, facendo experimentos, per comprendere le leggi della natura. Pensando a su pianeta noi viviamo già i scienzi che dinanta Terra, sa Terra e girendi a furio del suo sole. E te su sole? Una stella. E te è un'istella? Una boccia di gas cracao mera, callenti mera. E tu casa tutto si imparino su soli e altro su 100 miliardi di stelle se su tutto sa intro de saia e savalla la via lattea de Milky Way. Aí ci dinanta sa galassia cosa nostra. Un montone de miliardos de stelle spainadas a disco por miliardos de chilometros. Nanta che questa ia de valla dalla Sara in sugheru un deus che in Sant'Igorio e ha furau un montone de valla per donare su vogu a su popolo de Sarmenia che via morendo friuso. Ecco, in tutto l'universo de galassie accumulate assai e savalla ci indifunti plus che 100 miliardi. Femo pensare che alcuna cosa di Aici si sta di passare in suo parente di Sant'Antonio. Femo setti in Cunisi, una da Selvino ci via bentuesto, mi detemo callentai in Uvago. Femo con Cuba, sa callelletta cosa mia, setti in Cunisi, Sapuru, castiamo su cielo. Contenti con sta luci, sì. 1, 2, 3, no, questo non satellite, 4, l'aeroplano no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 commentaggi di riva, 12, 13, contenti, fermo contenti in sarto. Pare strano? E voi, ti pensa, che se commenti in Sardegna si storia cosa nostra non si da contannemus e si storia dell'Italia e dell'Europa si da contante in italiano, scetti po' gusto si storia dell'universo lo da voreus contare in sarto. O ti pensa che scetti poi da seus arrenconaus in una isoletta, in un pianeta microscopico, a entre uno dei miliardi de galassie che in ci fondi, scetti po' gusto si storia dell'universo a tu non ti tocca. A nosusu, chi ne si tu vai, desinciamma chi hai, può comprendere una storia aici longa e spantosa, si storia de dottus, si appusti se non da contausu a dottus. C'è l'uscito, che me la gente pensa che su sardo non è lingua moderna, anda bene scelti tipo quella del Sant'Igorio o del Cimprorius, o chi pensa che sicuramente sa Sardegna è parte del Stato italiano, del pisichistione in italiano scelti, asinuca sesi grezzo e provinciale. A me, su chi mi pare provinciale, è da pesare e me lavoro. Certo, sa scienza è più che tutto internazionale, duscieus, o da vai bene, dove una rendi, tocca a te un uvei in sisuretta, un uvei a fora di sisuretta cosa nostra,
quanto biai con collegas, con pancius e con pancias, de tutto su mondo. Ma quando bessi fuori di questa isoletta, e t'attovias, con gente di ogni luogo, ti indagatas a casa tovio, e sti tutta un'altra cosa, che tenis a regini, tui puro. Quando scisi di adero su chi misesi, de s'attovio con altre culturas e esperienze, ci ponenti bessiri cose spantose a mera. Quando scisi di adero su chi misesi, tenisi tutto un mondo, su un mondo cosa rua, che potessi compartire. Un vago commente in un bar in cui si buffanta un pudasa prenasa de cultura, e toccheranno su scuro a convidare. Poi può fare a cambio, tocca da appigai e addonai, appigai e addonai, appigai e addonai. Quando questi scegli appigai, non dinanta cambio, dinanta colonialismo. Devo ad un umano usato in domo non da mai intendo. Se fai su che in inglese dinanta learning by doing. Che su chi bali di posso ingreso o che gli sia l'altra lingua, bali di posso usare do guru. Samelus manera posso imparare e stia tu impreare. E in sintesi, a pensare, possiamo mostrare i sardos o i sardas a chi sa fisica e si stravanati. Dopo acabare a mostrare gli físicos o eles físicas che si usano e si stravanano, che se tutti questi smacos indianos, italiani, non ci comprende di nulla, ma si sono pazienti. E depende se tutto gente grezza e provinciale, você altro scuro. Pensando su chi astrofísicos e astrofísicas, anche se privato, esti de castiai su universo. Borinai che acciappavo su Sallugi in arribara dei atras galássias o dei atras estredas entre essa e essa vala essa galassia cosa nostra. E tu casa mesuravo su Sallugi che esti un'onda elettromagnetica che ci arribara in noi in Terra. Ma è usnau che in su 2015 è uso imparau a fare una cosa nuova. È uso imparau finza a ascoltare questo universo e usa ciappa questa volta un'altra razza di onda, le ondas gravitazionali. È stato un vago come da si scoprire i origas a posti di millenas di anni. In 2015 è cominciata un'epoca nuova per l'astrofisica e la cosmologia. Poi cercare di comprendere le leggi della natura, poi per uso castiai, ma vinza ad ascoltare il suo universo. E un puro chi può ascoltare il suo universo, può fare le onde gravitazionali, serve uno silenzio perfetto. Hanno di studio, di misura, hanno mostrato che su silenzio perfetto in tutto il mondo è in Sardegna. Già si sta spiegando Andrea, già si sta spiegando Marica. Sai che sono i se sul telescopio Einstein sarà fatto in Sardegna, non era rivoluzionare effetti sa fisica o sa astronomia. Sul telescopio Einstein in Sardegna potevi cambiare sa geografia e rivoluzionare sa storia della cosa nostra. Adesso un'occasione in manna potrai dare tutti gli impari un modello di sviluppo nuovo. Più adatto a sa società e a sa cultura esatta. Adesso un'occasione in manna può donare ai giovani sardos una ragione per varrare e ai disterraus una ragione per tornare. Un montone in mano di uomini e femmine hanno a traballare tutti gli impari sul progresso tecnologico, scientifico e culturale dell'umanità. E noi, il sisone della cosa nostra. Altro che la fabbrica del bombas e un donato militare. Tocca la scioverai, tutti si impari. Deo, sarà disterrao, a cui scioverau già. In Saltobio con la cultura, o lo combinare di guru, o lo compartire slowusu, ma vince sa lingua e sa cultura, cosa nostra. Dessa scienza di voi,
o de Calisi era a Trudema, toccherà a questionare Vinces in sardo e toccherà a Duvai Totus Impari. Grazie. Grazie davvero. Si che uso questionare in sardo, stiamo pregendo in mano, tenni noi su professori Mariano Candoni dell'Università di Castello, chissà raccontai de questa esistente Zammotta, che chi marica si può si canare di pure, questa esistente Zammotta, Cavurriota, quando si lo scopia in Udda, Mariano, su ballo cosmico dell'esistente su Nieto. Grazie Riccardo comenzavo ed è così Cristiana di Salvo. Grazie a tutti per essere espressi noi, questo piacere di c'è tanta gente che è interessata a questa cosa che vedo, a tutte queste cose delle visite che volete sperimentali che vedo. E questo a noi siamo coraggio, come ti pone Riccardo, c'è nasce questo progetto abbiamo bisogno di essere più tutto deve essere impari che questo Einstein telescopio va a Santa Sardegna che rappresenta poi il figlio nostro del nipote nostro rappresenta qualcosa veramente nuovo, veramente di sviluppo diverso di questo che c'è stato io tanto se si conto sardo e su conto degli stampi unienti, cioè delle stelle a neutroni che si stavano in universo. Mentre quando si da tempo, si andava a dare, c'è un salvestre, si andava a dare in Francia, ma questo si andava a dare in universo. Allora, prima di tutto si deve spiegare l'altra appunto di questo gioco. Tanti da spiegare Mari, che da spiegavo che più Riccardo e Andrea, però si lo spiegare meglio. Devo fare su fisico teorico, fisico teorico prendi su vizio, devo spiegare bene le cose, invece a volte spiego come si forma e poi come si stava a dare, come ti vedo tu subito. I castiani su geo, no? Piesi, Zacumano de Stella, Savianetas, eccetera, Pruin, e sa forza che tende impari da tutte cose, la forza finanza gravitazione, che è attrattiva, no? Che ci deve pensare cose, come stiamo andando. Quindi che si forma da questa stella, questa forza della gravitazione ci deve da sprenzare. Prensa, a un certo punto cosa succede? E questo sta lui, no? Sta lui, si innesca questa reazione, si dice, nucleare, si mette su Zoe, che comincia a fare fundi, no? Picanta il elemento più leggero, sull'idrogeno, e si comincia a fundi, diventa sempre più pesante. Chissà stella, come su Zoe, dopo che si distuda, no? Non ci dava, per tatuare una cosa, c'è una cosa che gli elettroni, no? Su particelle pitica, non disfragila a due anni gente in merda, quindi quando comincia a prensare, no, e poi basta, poi però, non voglio prensare giusto, e si distrugge questa stella. Chi però queste stelle manna abbastanza per l'uso delle due masse delle sue sole, e a questo punto non ci dava questa prensatura, e da si forma la stella dei neutroni, no? E in cui appunto i neutroni che non disfragili da avverrai proprio sul prensato, no? E si provocano un'altra volta. Però no, stai ci senti, chi voi sa massa che deve essere più manna de 4-5 masse del sole, non ci dà avanti manco i neutroni, magari si andava a solo, non ci dà avanti, e si torna allo stampo dietro. Stampo dietro è una cosa complicata. Cosa succede? Cioè che la forza della gravitazione è talmente forte che ci cade se indioghiamo una cosa, ti perdono a una certa velocità. E quando questa forza è troppo umana, questa velocità di chi ti perdonai è per umana questa velocità che si uscita. Ma zio Einstein, no? Non abbiamo questionato, zio Einstein spiegava, questa velocità che si uscita fai. E quindi non disse nulla. E non vi ho nulla. Quindi non si vince questo stato.
quando mi esaminai, ma non si vinti come ti fai a uscire cacciatore. E Gesù Piero, quando si stava a dare, non come te ne senti, quando stava a dare, che succede? Questo comincia. Avrebbe sentato uso, stampo niente, e poi stella del neutrone. Questa volta poi succede che sia la stella dei neutroni o stampo niente, questa succede c'è pure. E niente, poi comincia a fuoriottare, si deve cantare ai largo, però, no? E cantare largo e cosa succede? Che comincia a deformare su spazio dentro, come ti spiegavo Marica. E quindi si forma questa onda gravitazionale. Essenzialmente, quando contai largo si pippa cosa, poi non c'è nessuno da sapere perché questa frequenza è pictica mera, quindi sai non hanno da più, questa frequenza è pictica mera e commenti. Poi c'è riesce a subire quando contai largo, tocca a tenere frequenza per esempio come il battito del suo cuore, no? 60 battiti su minuto. Tocca da vedere questa frequenza. Comunque questo comincia a fare a Vadai, su Baldo Punto, si accosta sempre voluto, poi vai, con il raggio umano, vai ad una scelta di stella e lì essi proprio questa forza di sonda gravitazionale, non si da bioso quando comincia a accostare me, però quando voi proprio si vuole intimare, lì essi proprio, come ti ha spiegato Marica, l'energia di onda gravitazionale si manda a mezzo e poi da sapere sono scelte, speravo della sapere, non scelte quando vai in su carraggio mano a mano, ma quando questo stampo niente, che si è formato, bello si è a sassetti, no? E usannai sassetti. La settia la verità comincia a vibrare praticamente, come diversi tu sono da un muro, no? Dopo. E poi sassetti, si va tranquillo e si forma questo orizzonte. Quindi noi subito con questo telescopio interferometro si è fatto dire a Andrea come funziona questo raggio della voce, però appunto pensiamo io comprendo tante cose, per esempio comprendo come ti spiegavo Marica che non di essere solo, no? Come ti fai a si formare solo? Poi si formare solo, usato devi pensare in mera, cioè non basta la saprenza delle sue sole, no? O ci vai a fondi gli elementi leggeri e dialogare solo. Invece si mette due stelle a neutroni, si è scoperto che appunto pointi, come ti spiegavo Marica, pointi di forma è solo che noi vedete è il suo risultato di questa cosa. E comprendo tante cose, comprendo che Einstein veniva da regione, non ci ha già, ma è un tempo altra conferma del fatto che tutta la relatività generale che ha scritto Einstein è giusta. Ha insertato tutto questo, non sciù come l'ha fatto, però ha insertato. Se non ci del video accanto non ha insertato, perché c'è tante cose che non funzionano, non scioso, commenti, non scetti commenti, come ti fatta bene questa stella dei neutroni, se ma non scioso, manco ti arrivata dentro lo stampo niente, e ti arriva dentro lo stampo niente. Boh. Oro, non uscì, è difficile, però non si consiglia di andare a ricercare questa insomma, questo pacchetto rischioso. Però, a parte si scherzo, sono scioso, come ti ha fatto Stamponieri, uno scioso, mezza cosa di cosmologia, come ti ha spiegato Riccardo, questa materia sull'universo pare di essere una forma che non conoscevo, diventa materia oscura e poi energia scura, scelta su 5% questo è fatto della materia normale. E poi ci riesce a rispondere a questa domanda, teniamo bisogno di strumento più preciso, di strumento che viene da questa frequenza, da mera prospettiva, in modo che Volzauso andasse a seguire su questo ballo lungo, proprio quando comincia, quando l'uso comincia a accostare. E poi dopo si segue corso, ma si segue poi dopo pure quando questo stamponiello che si è formato comincia a vibrare come il tamburo. Di queste cose noi scende bene queste cose si dia da definire, sai questi telescopi anesti che usa fare a Spereus, che le va a Santa Lula, che
In questo modo speravo ci riesce a comprendere come è fatto questo progetto, che per esempio ha introdotto qualcosa di Narauso, non so di Narauso, singolarità del fisico, oppure che è fatto di un tipo di materia diversa, che è fatto in modo diverso. Speravo ci riesce a comprendere che succede a esprimere istanti dell'universo, ponendo in pari due teorie che non conoscevo bene, che sono la relatività generale e la meccanica quantistica. Insomma, speravo con questa cosa ci riesce a comprendere tante cose, tanti misteri dell'universo che ancora non conoscevo. Quindi una cosa che non si sa cosa fare, non si sa come tenere a Marica, se voleva sul centro, non scelte del suo mondo ma del suo universo. No? Pensare che con questo strumento, no, sicuramente c'è un scelta di i stamponi e i stelle neutroni che hanno documenti alla DAI, potevo usare a tutti gli osservatori normali che usano questa voce sulla reazione elettromagnetica, andare a castigare in cui, no? Andare a castigare in cui, che arristai magari di essere stupendo a usare stella neutroni si è cominciato a fare oro. E poi dopo, oro. Quindi diventava veramente, se il minore si è ordenato, accanto alla ballante di Nadal di Sardos, diventa sul centro dell'universo, diventa sul luogo accanto non su Narauso, a Isatros, accanto a andare a castigare in ogni remoto parte dell'universo. Per adesso affrontavo su conto, a poco fa da Serbino, quindi sconto giocando due stazze, per favore, Vermentino, che non ha un secondo me dissi, spero che sia sia bene. Contare sconto su ciò perché devo perché cannonava ancora bene. Insomma, spero che si sia spaziato, che a passare imparare qualcosa. Spero proprio che esempio sommando su sentori di questo che vedo no, su questo trabalho che vedo, su da Riccardo che va in Manica, che va da Andrea, e spero che sia con noi in questa impresa di cercare appunto di portare noi in Sardegna questa cosa non a chiesto a ricchezza conosco che vedo su scienze ma posa troppo e poi il nostro figlio e il nostro negozio. Grazie. Grazie Daniela Mariano, e ripasso all'italiano per dire che adesso se avete qualche domanda questo è il momento, a me personalmente mi piacerebbe che le domande se le volete fare in italiano le potete fare in italiano, se le volete fare in sardo le volete fare in sardo, in inglese, e mi piacerebbe che si avvicinassero qua i nostri giovani scienziati internazionali, Biscio, Alessio, Samantha, Jacopo, Elena, Uliana, mi sono dimenticato qualcuno. Se fate le domande in italiano loro sicuramente vi possono rispondere in italiano, c'è anche Marica in collegamento se avete domande per Marica, Biscio può rispondere in inglese e io e Mariano possiamo, e Andrea c'è anche Andrea, insomma via alle domande, e Francesco, insomma mi sto dimenticando nominato qualcuno, però insomma venite qua che non c'è posto a sedere per tutti. Ah sì, yes, please. Facciamo posto al giorno. No, non sì che tu sei giovane. Io tra un po'. Perché quando la verità uno si immagina gli scienziati, quando dice gli scienziati ti immagini sempre appunto zio Einstein, brava, longa, Pirus, invece gli scienziati veri, quelli che fanno la scienza davvero assomigliano molto di più a tutti loro e sono loro e quindi niente, insomma spero abbiate delle curiosità, io vi porto il microfono, mi limiterò a fare questo.